Nella finale maschile della Coppa Treviso è andato in scena il derby del Livenza, con il Meduna vincitore per 3-0 sui cugini del Motta. Sì, siamo contenti del risultato ottenuto, anche perché abbiamo fatto questa Coppa Treviso in previsione di fare un bel campionato, perché l'obiettivo di quest'anno è appunto puntare alla vittoria del campionato di prima divisione. Soddisfazione per la conquista della Coppa, ma anche per la vittoria del derby, come ci conferma il tecnico Astolfo. Sì, certo, il derby è sempre sentito, per cui abbiamo vinto noi come poteva vincere il Motta, insomma. Abbiamo sbagliato meno, oggi vinceva chi sbagliava meno, tutti e due eravamo emozionati e la soddisfazione è tanta, anche perché ce li ritroviamo in campionato, per cui vediamo di riconfermare il risultato, insomma. A Meduna si fa pallavolo da 12 anni, con le prime squadre che militano in C maschile e in D femminile. La società è in forte espansione. Per quanto riguarda il giovanile abbiamo 2 under 16, una maschile e una femminile, l'under 13 maschile, l'under 12 femminile e il mini volley. Abbiamo un centinaio di atleti tesserati all'incirca. E diciamo che essendo anche noi un paese piccolo, le nostre ambizioni sono più che altro, come tante altre società, nel puntare sui giovani. Noi lo stiamo facendo puntando tanto sul mini volley, sulle giovanili. Abbiamo intrapreso già l'anno scorso il progetto Più Sport con la scuola, dove una nostra allenatrice va durante le ore di educazione fisica a insegnare la pallavolo, a fare scuola di pallavolo, che adesso è in fase di chiusura. La prossima settimana facciamo l'ultima giornata e poi fatalità in gennaio. Abbiamo detto ai ragazzi che chi vuole può venire un mese gratuitamente in palestra, ai ragazzi delle elementari, perché stiamo cercando di portare più gente possibile in palestra. Per gli sfidanti del Motta di Livenza è comunque un bel risultato essere arrivati secondi. Senz'altro un bel risultato, anche perché ci siamo trovati in finale senza voler avere un obiettivo prefissato. È un gruppo giovane, una media d'età di 20 anni, e siamo primi in prima divisione, per cui siamo contenti. Questa è una grossa delusione perché una finale è sempre una finale, ma pensiamo di rifarci presto, insomma. L'obiettivo stagionale per il Motta è sicuramente il campionato. La squadra è giovane e ha davanti una Serie C che punta a salto in B2. Ma il nostro primo obiettivo quest'anno è fare bene in campionato. Siamo una squadra giovane, abbiamo bisogno soprattutto di fare punti con le squadre che l'anno scorso abbiamo perso tantissimo. Questo è il nostro secondo campionato da squadra insieme, io sono quest'anno secondo anno qua dentro. Possiamo fare bene, c'è da lavorare molto sul gruppo, sull'unione, e insieme con l'allenatore e con il resto della squadra possiamo farlo. Ecco quindi cosa è successo nelle finali di Coppa Treviso. La pallavolo trevigiana è in salute e quest'anno scendono in campo circa 7.500 atleti, con il settore maschile che presenta novità importanti. Il pallavolo Treviso diciamo che sta bene, siamo partiti con numeri superiori a quelli della passata stagione, che già ci aveva dato più 10% di tesserati e una decina di squadre iscritte ai vari campionati in più. Quest'anno siamo partiti ancora con qualche numero in più sia nel maschile che nel femminile, e la cosa più interessante è che anche nel maschile giovanile under 13 e under 14 abbiamo 5 squadre in più rispetto allo scorso campionato.